Amici di Bella Sicilia, guardate dove ci troviamo oggi. Siamo in un borgo siciliano per vivere un momento importante, quello della festa di San Sebastiano. Ci troviamo a Cortolici, dove, come vedete, tanti fedeli sono vestiti con gli abiti bianchi a piedi scalzi e tra poco avrà inizio la processione. Fateci sapere da dove ci state guardando, noi vi racconteremo in diretta alcuni momenti di questa giornata e poi tanti video dedicati al giorno più importante per i fedeli di Cortolici, San Sebastiano. Salve, cosa significa San Sebastiano per voi? Una cosa bellissima. Siete a piedi scalzi Sì, e vestiti di bianco, è vestito di bianco, ci dà forza, anche per lei. sì, anche per me. È un'emozione. Tra poco prenderà il via la processione, quindi seguirete a piedi scalzi tutta la Tutta la processione. giornata. E poi ci sarà il passaggio anche sul fiume. Sì, tra poco sì. Come vedete anche tanti giovani qui pronti a prendere parte alla processione, anche tante donne. Il santo viene fatto girare dentro la chiesa, guardate. In diretta per tutti gli amici di Bella Sicilia, Onda TV, la processione che tra poco prenderà il via qui a Cortolici, dedicata a San Sebastiano. Vedete, il santo sarà portato a spalla dai nudi, si chiamano così, gli uomini e le donne vestiti in bianco, e sarà portato a piedi scalzi, quindi pensate un po', il sacrificio. Salve, da quanti anni partecipa alla processione? La voglia. Da quando era piccolo, quindi. Sempre c'è stato. Ma cosa rappresenta per lei San Sebastiano? Ma era dura, uno che può andare uno Siete vestiti in bianco e a piedi scalzi? anche che c'è la neve. Anche se c'è la neve camminate a piedi scalzi. Amici, vedete, la fede è tanta per San Sebastiano. Adesso ciao Salvatore, buon festival anche a te. Come vedete anche tante donne che prendono parte alla festa con il fazzoletto bianco in testa.
viaggi di San Sebastiano, dove porta le preghiere e i voti dei fedeli, li consegna a Gesù sacramentato come segno di saluto, di onore e di affidamento, per poi portare la preghiera di tutti verso il popolo. E questo è quello che loro fanno. E li chiamano i tradizionali viaggi di San Sebastiano. Quindi tra poco inizierà la processione. Tra poco inizia la processione, per loro è comunemente intesa processione fino al fiume, dove poi riceveranno la benedizione dopo il canto del Te Deum e poi inizia la questua per le vie del paese. Ecco. Tra poco inizierà la processione. Allora amici, fateci sapere da dove ci state guardando, il santo sta per uscire dalla chiesa. Tantissimi fedeli qui. L'uscita del santo. Luminarie qui a rendere ancora più bella questa chiesa. E tra poco il santo percorrerà alcune delle vie del paese. Come detto, i portatori saranno a piedi scalzi e qui anche i più giovani, anche i piccoli nudi, sono sempre a piedi scalzi, tutti vestiti in colore bianco. Ciao Concetta, ciao Orazio, fateci sapere da dove ci state guardando, noi vi stiamo raccontando in diretta la festa di San Sebastiano d'Ortorici. Tutti in abiti bianche e con piedi scalzi a portare il fettolo in processione qui per le viuzze di questo borgo siciliano, conosciuto per le campane, per le sue campane, e proprio le campane stanno suonando in questo momento. Anche le donne a piedi scalzi. Anche tu è la prima volta che vieni qua. Ci salutano da Londra, ciao Lorena. Non so chi di voi conosceva questa tradizione che si rinnova anno dopo anno qui in questo borgo siciliano. Ciao Salvo, ciao Giorgia, ciao Giovanna. Grazie per seguirci, per apprezzare i nostri video, per i vostri commenti e naturalmente se volete sostenere Bella Sicilia potete farlo condividendo i nostri video. Ci aiuterete a portare sempre più lontano in giro per il mondo la nostra Bella Sicilia. Siete in tanti milioni ormai i nostri follower, vi ringraziamo tutti e grazie a voi portiamo
avanti le tradizioni, li facciamo conoscere. Ciao Francesco, ciao Nicola, ciao Luca. E la processione ha preso il via, un grande momento. È un grande momento, ora qua la passiamo a mano perché non passa sotto quell'arco. E ci vuole un pochettino di pazienza e un pochettino di forza. E poi ci sarà il momento del passaggio sul fiume. Ancora no, dobbiamo salire sulla chiesa, no? E là si sale a mano. E noi entriamo nel convento, usciamo e andiamo in processione verso il fiume. Sempre a piedi scalzi. Sempre a piedi scalzi. O neve, o acqua, o freddo, o gelo, sempre a piedi scalzi. Quindi la festa prosegue sempre. Mi segue bene. I momenti più critici sono quelli quando alzano l'ovare a metterla sulla spalla. Ma a che età hai iniziato a partecipare alla processione? Perché Io ho iniziato a partecipare quando avevo 22 anni, ora ce n'ho un pochettino di più. è stato anche un emigrato, ha lasciato per qualche anno la Sicilia. Sì, al 70 sono ritornato all'83, però ogni anno venivo a vedere la festa a Veste e Menudo. Dico, questa qua, ora il santo arriva lì sotto, l'ultima casa, il ritorno. E sono lì sopra. Quindi oggi visiterà una parte del paese Una parte del paese. e poi ci sarà l'ottava. L'ottava si fa il resto del paese, no? E dopo andiamo in processione. Lei è invitato di venire e guardi come procedono la festa. Sappiamo che per i nudi poi c'è anche un momento di ristoro, ci si potranno Sì, gustare. ci fermiamo da qualche parte, ci riposiamo, c'è un biscottino, un bicchiere di vino, no? Tanto siamo tornati un po', la festa è bella, andate domenica ancora, ciao a tutti, siamo trovati! Grazie, buona festa. Allora amici, fateci sapere da dove ci guardate. Ciao Giuseppe, ciao Maurizio, ciao Giorgia. Con il cuore e la fede sempre di... Seguiteci in pagina, ci saranno tanti altri momenti. Abbiamo già anche visto la preparazione di alcuni prodotti tipici del territorio per la festa. Ciao Salvatore, ciao Antonietta. Come vedete ci sono tanti giovani che prendono parte a questa processione, quindi un giorno molto sentito da tutta la comunità. Su passetto buttone a 4 già tutto, andate su per buttare, laure. Ci portiamo avanti per assistere adesso a un altro momento importante di questa processione che vedrà poi la parte più suggestiva nel fiume con il passaggio a piedi scalzi dell'acqua negli acque gelide, dei nudi con in spalla un sacco.
Io bianco. Sentiamo il suono delle campane. Pina è la festa di San Sebastiano. Oggi si celebra San Sebastiano Martire e noi siamo a Tortorici per raccontarvi questa grande giornata di fede. Tantissimi nudi vestiti in bianco ad accompagnare il santo, le vie del paese. Ci chiedo in che parte della Sicilia ci troviamo, siamo in provincia di Messina, siamo esattamente nelle Encodi e questo è Tortorici, un borgo conosciuto per tante specialità gastronomiche, tra questi dolci preparati con le nocciole locali, ma anche in passato conosciuto per la bravura dei suoi artigiani. E qui venivano preparate le campane che oggi si trovano in tante parti della Sicilia e del Sud. Grazie Pina! Eccoli sopra il campanile. La campana viene fatta suonare a mano per diversi giorni nel mese di gennaio. Questa mattina siamo saliti proprio in cima alla torre. Andate a vedere il video poi in pagina. E guardate qui le donne devote a San Sebastiano con il fazzoletto in testa, con gli abiti bianchi e poi scalzi ad accompagnare il santo in processione. Ecco che il santo si reca in chiesa, nell'altra chiesa adiacente a quella dove si è svolta la Santa Messa, e poi la processione continuerà. Questa davanti a noi è la chiesa di San Francesco, risalente al XV secolo. Prima della banda ma passare. Prima della banda. Ecco che San Sebastiano è la chiesa di San Francesco. Ecco la porta all'interno e poi uscirà per proseguire la processione. Amici per la Sicilia, vi stiamo regalando in diretta i festeggiamenti in onore di San Sebastiano Martire, patrono di Tortorici. Ed ecco che San Sebastiano esce dalla chiesa di San Francesco per proseguire la processione. Accompagnato dalla banda musicale. Esce dalla chiesa e ci salutano dalla Germania. Ciao.
Tanto non ne mettiamo spazio c'è di su, rincavono. Vedete anche i più piccoli che vengono vestiti di bianco e partecipano alla processione. Ah, a porto. Fateci sapere da dove ci guardate e scrivete anche nei commenti se conoscevate questa davanti tradizione. in processione col fazzoletto in testa, avanti, le donne avanti. Le donne tra poco si metteranno avanti alla processione, con il fazzoletto bianco in testa. Mettiamoci qua. Ameniamo. Occhio. Aggressivo. No, giro, non appare. Avanziamo. Quando ci trovate da fermare. Ciao Rosa, tanti auguri naturalmente a chi porta il nome di Sebastiano. Ciao Giovanni, ciao Giancarlo. Il santo è ritornato in chiesa, tra poco riuscirà per proseguire la processione. Come dicevamo, oggi toccherà una parte del paese, poi l'ottava, continuerà la processione nell'altra parte restante del paese. Il momento principale, il momento più suggestivo sarà certamente il passaggio nel fiume, nelle acque geliche del fiume, in pieno centro cittadino, che vi racconteremo più tardi. La processione proseguirà sino al tardo pomeriggio, quindi ci sono tanti momenti che vi racconteremo, seguiteci in pagina. Intanto vi salutiamo. Ciao anche a Giusy, ciao Elisa, grazie per averci seguito, lasciate un vostro commento, condividete il video e vi aspettiamo sempre in pagina su Bella Sicilia, Onda TV, Vivo in Sicilia e su tutte le altre pagine del gruppo. Ciao ciao da Daniele, da Bella Sicilia, da tutto il nostro team.